Il Città di Villafranca passa al Sorbello Stadium, batte l'Atletico Messina per 2-0 in attesa delle altre gare, vola in zona playoff. La formazione di Cannavò e Mazzeo si impone con un gol per tempo, centrando così la terza vittoria di fila, seconda consecutiva fuori casa. Nonostante la sconfitta è però la squadra dello Stretto ad avere subito le migliori occasioni per passare e dopo un gol annullato a Guglielmo per fuorigioco, i biancoazzurri sfiorano il vantaggio prima con la Corte, il cui tiro si perde al lato per questioni di centimetri, poi con Lembo che calcia di poco alla destra del portiere, quindi Arena dal limite dell'area conclude sopra la traversa ed infine la punizione di Briganti si spegne alta non di molto. Il Villafranca non sta comunque a guardare provandoci con un tentativo di cross dalla destra che deviato costringe Previti a rifugiarsi in angolo e subito dopo con la botta dal limite di Visconti che sorvola di poco la trasversale. Gli ospiti la sbloccano però al minuto 36 quando Rando gira in rete l'invito di Libro spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Nella ripresa è ancora il Villafranca a rendersi minaccioso e dopo aver fatto le prove del gol con un cross di Romeo sul quale tutti arrivano in ritardo alla deviazione, i tirrenici raddoppiano al 74esimo su calcio di rigore concesso dal signor Patrizio di Palermo su Rando e con Libro che dal dischetto spiazza Previti facendo così Atletico Messina 0, Città di Villafranca 2. L'11 di Cannavò e Mazzeo avrebbe anche la chance per mettere a segno la rete del Tris, ma prima è la traversa a negare a Malan la gioia del gol, poi il destro del classe 2004 sorvola di poco la trasversale, mentre il doppio tentativo in aria di Mazzeo prima e di Malan subito dopo non sortisce l'effetto sperato. Nel finale si fa vedere anche l'Atletico con la conclusione di Cuscinà, che però non c'entra lo specchio della porta. La squadra di Lucà rimane ferma a 13 punti in quart'ultima posizione con ancora 0 vittorie casalinghe, mentre il Città di Villafranca si porta a 30 e aggancia la quinta posizione.